ascolto nel consueto spazio più in collaborazione col SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Qua a fianco a me ho il co-conduttore che finalmente è ritornato in presenza dopo una lunga latitudine. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Si vede che oggi non è in forma comunque Mimmo, poverino. Io ormai ho una certa età. È sveglio da stamattina presto. Poi io lavoro, mica sto a fare niente come fai tu. Ma pure fare niente è un lavoro, cioè, è un'arte, voglio dire, non è che è per tutti. Va bene. Dunque, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria al mondo carcere. Grazie al regista. Grazie a te Mimmo. Figurati. Credo che abbiamo già in linea l'ospite, è il senatore della Lega, nonché caro amico Stefano Borghesi. Ciao Stefano. Ciao Antonio, buongiorno a tutti. Benvenuto Stefano. Ciao Stefano, ciao. Niente Stefano, oggi abbiamo deciso di partire con Brescia. Proprio perché c'è stato anche un passaggio da parte del Presidente della Repubblica Mattarella che parlava anche di Brescia, perché a Brescia abbiamo una situazione molto delicata e particolare. Ne abbiamo parlato già altre volte, la questione relativa all'istituto di Brescia Canton Mombello Nerio Fischione, un istituto vecchio, obsoleto, assolutamente da chiudere. Questa sarà sempre la linea della Lega. La Lega sta lavorando in questa direzione. Insieme siamo stati anche ad un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Io ti ringrazio sempre per quello che fai per i bresciani e per il mondo carcere, e in questo caso per la Polizia Penitenziaria di Brescia. Quindi, secondo te, la risolviamo? Secondo me sì, sono positivo. No, la risolviamo di sicuro. Innanzitutto grazie a te e a tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria per il lavoro quotidiano che fate, che è durissimo e soprattutto in condizioni che sono assolutamente precarie, per usare un eufemismo. Come giustamente ricordavi, anche il Presidente Mattarella è intervenuto sul problema carceri. Noi a Brescia purtroppo abbiamo il carcere di Canton Mombello che è ormai obsoleto e non è più idoneo assolutamente alla funzione che dovrebbe avere. Questo ovviamente causa dei problemi sia ai detenuti sia agli agenti di polizia penitenziaria che non riescono e non possono svolgere il proprio lavoro in condizioni decorose e dignitose. Come Lega abbiamo sempre sostenuto il fatto che debba essere smantellato questo carcere e ci debba essere l'ampliamento sul Verziano, e da quando Matteo Salvini è ministro delle infrastrutture ci siamo messi a lavorare a testa bassa con dei risultati che sono assai concreti. Voglio ricordare che qualche mese fa, tramite il Ministero delle Infrastrutture, sono stati stanziati per il piano di edilizia carceraria qualcosa come 166 milioni di euro, e all'interno di questo pacchetto è prevista anche uno stanziamento di 38 milioni di euro per la costruzione del nuovo carcere su Verziano. Quindi dalle parole ai fatti, questa è una cosa che mai nessuno era riuscito a fare. Tante belle parole nei governi precedenti, soprattutto per gli amici di centro-sinistra, zero fatti. Con Matteo Salvini gli stanziamenti sono arrivati e finalmente, partendo proprio da Brescia, possiamo iniziare a pensare al progetto dell'ampliamento del carcere di Verziano e quindi allo smantellamento di quello che è oggi Canton Mombello, che non è più funzionale. Quindi l'iter ovviamente è partito, ci vorranno i tempi tecnici per una realizzazione, però finalmente qualcosa di concreto c'è stato, partendo dalle risorse che sono la base principale del tutto, e quindi io mi sento di dire che dopo tanti anni, grazie alla Lega e grazie a Matteo Salvini, il problema del carcere di Brescia sarà risolto. Assolutamente sì, è stato fatto veramente un lavoro enorme, e quindi volevo ricordare che anni fa sono stati stanziati dei fondi, ma pochi, 15 milioni di euro bloccati per anni, perché
c'è da dire la verità. La verità è che comunque le amministrazioni locali di Brescia, tutte coloro che si sono poi cambiate in questi anni, l'unica che aveva fatto qualcosa era l'amministrazione con a capo Paroli, allora la Lega. Era arrivato sto stanziamento di 15 milioni di euro, ovviamente pochi rispetto a quello che è il progetto. Poi per anni tutto è stato bloccato, fermo, finché con questo nuovo governo, come diceva Stefano, il ministro Salvini ha stanziato ulteriori 43 milioni di euro, diciamo il fondo mancante rispetto alla copertura totale del progetto, e dopo anni possiamo dire che a Brescia finalmente ci sono i fondi e finalmente si può partire. Ripeto, l'ho detto già prima, qualche settimana fa con il senatore Borghesi abbiamo avuto un incontro al MIT. Confermi, Stefano? Perché loro sono sul pezzo e seguono passo passo tutta quella che è la situazione della costruzione del nuovo istituto, quindi parliamo dell'ampliamento di Verziano. Però una cosa è categorica: Canton Mombello deve essere chiuso, punto. Senza se, senza ma, non parliamo di ristrutturazione, non parliamo di rinvii, non parliamo, poi si vedrà. Con l'ampliamento di Verziano, Canton Mombello deve essere assolutamente chiuso, perché comunque è diventato un posto invivibile per chi ci lavora, perché come hai detto anche tu, Stefano, spesso la precedenza si dà a chi lavora in questo istituto, partendo dalla polizia penitenziaria a tutti gli operatori che nel quotidiano fanno i sacrifici per portare avanti Canton Mombello, e per la popolazione detenuta ormai è invivibile, quindi assolutamente noi siamo per la chiusura. Sì, hai pienamente ragione, la grande storia è stata assolutamente questa. C'era fermo uno stanziamento di 15 milioni di euro che ovviamente non erano sufficienti per una costruzione del carcere nuovo, dell'ampliamento su Verziano. Questi fondi sono stati congelati per anni. L'unica amministrazione è stata l'amministrazione Paroli, della quale anche noi facevamo parte, che ha iniziato questo iter. Poi per 10 anni tutto è rimasto fermo, fino ad adesso con lo stanziamento che è arrivato dal Ministero delle Infrastrutture. Ovviamente sull'edilizia carceraria il Ministero, anche durante la riunione che abbiamo fatto con i tecnici, ha dimostrato di essere assolutamente sul pezzo e di seguire passo passo tutto l'iter. Servirà che anche il nuovo sindaco di Brescia e l'amministrazione comunale comunque non si tirino indietro, perché è ovvio che il carcere, essendosi Brescia, una parte degli adempimenti spetteranno anche al comune, quindi mi auguro che anche questa nuova giunta di centro-sinistra né si tiri indietro né metta i bastoni tra le ruote, perché questo è un problema che noi ci tiriamo avanti da almeno 20-30 anni, ecco. E che oggi non abbiamo più scuse per non affrontare, per non risolvere, perché oggi i fondi ci sono, l'iter è partito e quindi ognuno deve fare la sua parte. Noi la nostra parte la stiamo facendo, ci auguriamo che anche il sindaco e l'amministrazione comunale la facciano per il bene dei bresciani e per il bene soprattutto degli operatori che sono lì a lavorare tutti i giorni in condizioni assolutamente precarie, e anche per il bene ovviamente della popolazione detenuta. Noi non ci tiriamo indietro, stiamo andando avanti, i risultati cominciano a venire e sono più che mai convinto che in tempi tecnici dovuti il tutto verrà fatto, e quindi finalmente dopo tanti anni Canton Mombello sarà solo un ricordo. Stefano, io parlando proprio di Canton Mombello volevo ricordare che comunque di recente, circa 2 settimane fa, sono arrivate ulteriori 18 unità, ne sono andati via 5, per cui c'è stato un incremento di circa 10 poliziotti, altri ne arriveranno a fine anno. Se guardiamo un dato a livello nazionale, entro il primo semestre del 2025 ci sarà in immissione in servizio di circa 10.000 unità, che sono numeri enormi per la nostra amministrazione. Infatti siamo in anche dei problemi perché le assunzioni sono tante e le scuole sono poche. Quindi questo governo sta facendo tanto, perché ricordo l'assunzione straordinaria di 1.000 unità appena si è insediato, ricordo l'assunzione di 1.000 unità prevista col DDL Nordio di recente, quindi le assunzioni ci sono. Noi, come diciamo spesso in questa trasmissione, purtroppo ci siamo trovati di fronte veramente un qualcosa di scandaloso, perché arriviamo da 11 anni di totale abbandono. Quindi siamo arrivati a un punto che l'anno prossimo andranno in pensione tantissime persone
e le assunzioni fatte potrebbero risultare addirittura poche rispetto a quello che sarà la carenza poi rispetto all'anno prossimo, cosa che i vecchi governi che si sono avvicendati negli ultimi 11 anni, e parliamo di governi che guardano a sinistra, a noi non ci hanno proprio pensato. E oggi sono lì a buttare benzina sul fuoco e stanno creando comunque delle vere problematiche all'interno degli istituti penitenziari, perché oggi sono tutti lì a parlare di amnistie, indulti, liberazione anticipata e altro, e ci stanno creando veramente dei problemi grossi all'interno degli istituti penitenziari, perché voglio dire che solo a Brescia nella tarda serata di ieri c'è stata un po' una piccola protesta da parte dei detenuti, ma altre situazioni si sono verificate in altre parti d'Italia. Vedi, queste persone invece di fare il bene dello Stato e quindi delle forze di polizia e delle persone per bene, perché vorrei ricordare che chi sta in carcere ha commesso dei reati e quindi il nostro primo pensiero va alle vittime del reato, no a chi ha commesso il reato. Perdonami, ma ci tenevo a fare sto sfogo e quindi ho dato questi numeri per far capire alle persone da casa che comunque il lavoro si sta facendo, solo che è ancora lunga la strada, semplicemente perché abbiamo trovato veramente un qualcosa di allucinante. Mi confermi, no? Sì, quello che dici tu è assolutamente vero. Il problema dell'essere sotto organico da parte del corpo della polizia penitenziaria era evidente, anche perché da un decennio nessuno ci aveva messo le mani. È ovvio che anche noi non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo dato degli importanti segnali in questo senso con tutte le assunzioni che tu hai ricordato. Probabilmente il problema non è ancora risolto, ma sicuramente la dimensione del problema si è ridotta parecchio. Quindi anche per questa problematica direi che dei fatti concreti ci sono stati e siamo sulla buona strada, quindi penso che il governo andrà avanti così e fondi permettendo, con le tempistiche adeguate, il corpo potrà subire degli ulteriori aumenti e di conseguenza poi il lavoro che voi fate oggi sarà un po' più facilitato, anche perché in condizioni così essere anche sotto organico, cioè, francamente è insostenibile, ecco. Però i problemi ci sono e vanno affrontati. Vanno bene i proclami, però poi ai proclami devono essere seguiti i fatti, ecco. Noi penso che li stiamo facendo nei limiti delle nostre possibilità, ma li stiamo facendo e mi auguro che il corpo di polizia penitenziaria, insomma, penso che se ne sia accorto, ecco, per noi questo è un orgoglio, un vanto. Stefano, c'è Mimmo Sì. Magnetta, il padrone di casa, che vorrebbe Il farti co-conduttore, magari farti fosse una il padrone domanda. di casa. Senatore Stefano Borghesi, Buongiorno. buongiorno. Io voglio spostare un attimino invece il discorso. Lei cosa ne pensa? Cosa ci può dire delle bizze che stanno facendo quelli di Forza Italia riguardo al decreto che sembrava fosse stato stabilito alla perfezione, e invece io leggo dai giornali, appunto dai vari quotidiani, che c'è qualcuno che non è d'accordo e che vorrebbe appunto più leggerezze, insomma, a favore dei detenuti. Ecco, lei cosa ne pensa? Ma penso che le linee programmatiche della Lega e di tutto il centro-destra erano chiare, sono ben chiare, sono state scritte nero su bianco e gli italiani le hanno votate per come le abbiamo presentate e scritte in maniera assai trasparente. Questi cambi di rotta francamente non li comprendo, sono sincero, come non comprendo questi cambi di rotta di Forza Italia anche su altre tematiche, autonomia in primis. Io penso che siamo persone serie, siamo persone coerenti, andremo avanti a fare quello che abbiamo promesso e per cui gli italiani ci hanno votato. Quindi questo tiro e molla di sicuro non fa un gran bene, ma terremo fermo il punto. Quindi non ho dubbi che alla fine si troverà un accordo di maggioranza e anche Forza Italia, insomma, si adeguerà al programma elettorale che noi tutti abbiamo presentato e sul quale abbiamo ottenuto la fiducia degli italiani. Un'altra domanda, ma Forza Italia ha avuto una partecipazione in quelle che sono state anche le nuove assunzioni di cui prima Antonio parlava, o proprio non gliene è fottuto niente? Perché appunto pare che l'interesse di Forza Italia siano altri, piuttosto che appunto quelli di risolvere i problemi del mondo
del mondo carcere, perché appunto poi qua in questa trasmissione si parla di quelle che sono le problematiche della polizia penitenziaria, ma esistono anche le problematiche del personale civile, che è carente anche quello, insomma. Gli educatori si contano sulle dita di una mano, gli psichiatri pure peggio, considerato che appunto in tutte le, ora non solo a Canton Mombello, ma in tutte le galere italiane c'è sta il problema appunto dei detenuti psichiatrici, no? E non mi pare che appunto da Forza Italia arrivi un sostegno importante per risolvere anche questo, insomma, perché non si può solamente aumentare il numero dell'organico della polizia penitenziaria e trascurare il resto. Allora, come è ovvio e naturale che sia, essendo tre forze di maggioranza diverse, ogni forza di maggioranza ha le sue priorità. Quella che dice lei è una priorità della Lega. Fino ad oggi il governo è andato avanti bene, seppure con sensibilità diverse. Io non posso dire che Forza Italia non abbia partecipato ai provvedimenti che sono stati fatti fino adesso. È ovvio ed evidente che per noi della Lega questa è una priorità e quindi siamo noi davanti in prima fila diciamo così, a tirare le fila affinché tutti questi problemi vengano risolti. Ecco, Senatore Borghesi mi deve perdonare. Deve perdonare, ma io faccio il provocatore ad hoc. E ci mancherebbe sempre per rispondere alle domande. Conoscendo Stefano, che sono, meglio conoscendo Stefano lo inviti a nozze. Quindi, apposta gliele faccio, insomma, perché il problema è questo, cioè non è che si può costruire una casa di un castello di sabbia e poi ti arriva quello che ti ci dà la zampata, insomma. No, anche però, perché la politica richiede impegno, costanza e coerenza, no? Sì, ma l'importante è essere coerenti, punto e stop. Gli accordi sono stati fatti prima e sono belli chiari su tutte le tematiche. Prenda ad esempio l'autonomia. Sì. L'autonomia è una battaglia che in primis ha portato avanti la Lega. Gli alleati ce l'hanno appoggiata, ce l'hanno votata e quindi va benissimo così. Probabilmente per gli alleati questa non sarebbe stata una battaglia prioritaria, ma questa è una cosa normale all'interno di una coalizione. L'importante è la coerenza rispetto al programma elettorale che abbiamo presentato e la coerenza rispetto ai fatti e ai problemi che ci sono. Quindi questa cosa diciamo, di chi è più o meno sensibile non mi tocca più di tanto. Fino adesso c'è stata una lealtà all'interno della maggioranza che ci ha permesso di portare avanti questi aspetti, questi provvedimenti anche sul discorso della polizia penitenziaria. È ovvio che per noi la Lega è una priorità, magari per altri no, però fino adesso in coalizione mi sembra che si siano comportati tutti bene. Vabbè, Stefano, perdonami, c'è anche da dire che magari qualche anno fa era la priorità anche di qualche altro partito che si spostava a sinistra, che voleva l'autonomia e oggi è contro assolutamente all'autonomia, quindi bisogna sempre dire la verità. Sbaglio? Ecco, fino a qualche anno fa volevano l'autonomia, oggi che la Lega è riuscita a portare a casa un enorme risultato, loro sono contro ovviamente all'autonomia. Però magari tanto per non fare nomi, adesso il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che aveva come dice la Schlein, ha chiesto l'autonomia. Ecco. Oggi sono i primi che raccolgono le firme contro l'autonomia, ma questo penso che sia un dato di fatto che sia verificabile. Certo. Poi sarà agli ascoltatori e agli elettori fare le proprie, chi è coerente e chi è no. Fare le proprie valutazioni. Stefano, io ti ringrazio per essere intervenuto, grazie del tempo che ci hai dedicato. Noi ci vedremo presto a Roma. E tu devi sapere che Stefano è bresciano. Io sono adottato per 3/4, però noi riusciamo a vederci più a Roma che a Brescia. Sbaglio, Stefano? Non riusciamo mai a beccarci a Brescia. Grazie di tutto, Stefano. Esatto, grazie a voi di tutto. Grazie senatore Stefano Borghesi, grazie. Ciao. Niente, Mimmo, niente, proprio. Ti dico la sincera verità, io ho letto le parole di Mattarella. Ovviamente da un lato fa piacere che un Presidente della Repubblica si interessi delle problematiche relative al mondo carcere, va bene, le apprezziamo, va bene tutto. Però dall'altra parte leggo anche tantissimi interventi di persone che forse farebbero meglio a stare zitti, perché oggi come oggi veramente forse per chi non lavora nelle carceri, chi non conosce la situazione del mondo carceri, va tutto bene.
buttare benzina sul fuoco significa mettere in grave difficoltà gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Soprattutto nei non periodi estivi. ma guarda, ogni estate basta andare a fare una rassegna stampa di ogni estate, questi signori si svegliano e iniziano a buttare benzina sul fuoco e abbiamo delle difficoltà enormi perché chi è all'interno aspetta la miccia per esplodere e il problema è dei poveri cristi, e parlo di operatori vari, ovviamente in primis la polizia penitenziaria, che fanno veramente un sacrificio enorme per poter mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Una cosa che non abbiamo fatto, Mimmo, i numeri per intervenire: 02 92 94 7222 per chi volesse chiamare, come dice il nostro amico Federico, per i più timorosi, su WhatsApp 340 6709 659. Ho ancora una buona vista, Mimmo, nonostante l'età. Approfittatene, perché non è solito in questa radio avere tutte le linee telefoniche a disposizione. Oggi abbiamo anche i telefoni funzionanti. Infatti, venerdì scorso mi avete lasciato a piedi. Succede. D'altronde venerdì scorso abbiamo lavorato col WhatsApp. Do una notizia di servizio per tutti coloro che me l'hanno chiesto in privato, sono tanti. L'ultimo concorso, il 100, quindi partiti col 184esimo, ovviamente sono rimaste fuori una novantina di donne dalla graduatoria definitiva finale. Io da informazioni che ho assunto, molto probabilmente, attenzione a chi vi dice quasi sicuramente, io vi dico molto probabilmente, ci potrebbe essere la possibilità che partiate anche voi. Prima l'amministrazione deve fare una ricognizione, deve capire i posti disponibili e deve capire la possibilità di manovra rispetto al lato economico, ma si sta lavorando per andare in quella direzione. Quindi la direzione che ce la spieghiamo tutti, perché spiace sapere che solo 90, adesso credo diventate 70, 75, ne restano fuori e non possono coronare il loro sogno. Quindi io credo che una soluzione si troverà, bisogna avere solo tanta pazienza. Detto questo, noi aspettiamo Federico che dovrebbe intervenire. Arriva? C'è? No, non c'è. Niente, io volevo aggiungere rispetto al discorso che facevo prima. Oggi nei TG, sui giornali leggiamo tantissime cose, no? Rispetto al mondo carcere, quella parte di sinistra che continua a dire indulto, amnistia, liberazione anticipata, di tutto e di più, preoccupandosi, facendo manifestazioni pro detenuti, pro altro. Allora, a me non interessa fare guerre, perché assolutamente non ci deve essere un muro all'interno degli istituti penitenziari, però a me interessa dire la sincera verità. Io credo che a sto punto veramente sia arrivato il momento di smetterla non perché non serve a nessuno. Io sono convinto che lo Stato non molla, e nel rispetto delle migliaia vittime di reato, perché come ho già scritto in alcuni post, per ogni detenuto che all'interno dell'istituto penitenziario fuori c'è minimo una persona che sta soffrendo o ha subito o non ha più i cari, perché parliamo di persone magari resisi colpevoli di omicidio, di spaccio stupefacenti, magari chi ha figlio, fratello, amico morto per la droga, o associazioni camorristiche mafiose in generale. Quindi fatela una riflessione, fatela veramente, basta parlare di certe cose, perché così alimentate solo la violenza all'interno degli istituti penitenziari e mettete a repentaglio quella che è l'ordine e la sicurezza, e soprattutto mettete a repentaglio la vita di operatori, di persone che a vario titolo lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Quindi non parlate di carcere, a noi non serve. C'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Che mai la camera è bianca, che spiazza e rimbalza,
Le luci soffuse, non sai se ci troverai una nuova impudenza. Per X motivi non sei stata fra le prime. Inganno il tempo con il porto 2 caffè. E se una sfida luci passa il tuo volume, raccolgo il guanto, dopo arriverò da te. Oh, 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 oh. Tutto ciò che hai perso dentro come un fiore nel cemento. Oh, 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 oh. Troppo tardi per star male ed è presto per dormire. Oh. La nebbia è più grigia e lo sai che sta benissimo col mio gilet. E in tutto questo che fai non puoi evitare, non ti farà male. Per X motivi non sei stata fra le prime. Inganno il tempo però intanto non ci sei. E se una sfida luci bassa il tuo volume, esco sconfitto ma ti aspetto nel privé. Oh, 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 oh. Tutto ciò che hai spento dentro è come un fiore nel cemento. Oh, 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 oh. Troppo tardi per star male ed è presto per dormire. Oh, 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 oh. Tutto ciò che hai spento dentro è come un fiore nel cemento. Oh, 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 oh. Troppo tardi per star male ed è presto per dormire. Camera bianca a noi, la luce soffusa e poi il porto e 2 caffè. La nebbia più grigia sai, sta bene col mio gilet, arriverò da te. Oh, 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 oh. Tutto ciò che hai perso dentro come un fiore nel cemento. Oh, 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 oh. Troppo tardi per star male ed è presto per dormire. Oh, 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 oh. Tutto ciò che hai spento dentro è come un fiore nel cemento. Oh, 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 oh. Troppo tardi per star male ed è presto per dormire. Oh. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci tornati in diretta. Abbiamo fatto un po' di pausa pubblicitaria, un po' di musica ogni tanto ci vuole. In linea finalmente abbiamo il co-conduttore, uno dei padroni di casa di Radio Libertà, che è Federico Carbonara. Ciao Fede. Sì, scusate, stavo lavorando, c'ho un amico che mi dice sempre che almeno uno per famiglia deve lavorare, e nella famiglia del Sinap sono io quello. No, non sei l'unico, dai. Però questo ti fa onore. A me spiace perché non posso dire tante cose in radio, però mi verrebbe da dire che sei una grandissima persona e tu sai il perché dico questo, perché anzi, ma io lo posso dire, perché no? Perché il signor Federico Carbonara oggi doveva lavorare per noi, per l'organizzazione sindacale Sinap, perché doveva stare in diretta, ha rinunciato al permesso sindacale per andare in servizio, perché in questo periodo storico, considerate che siamo in pieno piano ferie, non ha voluto lasciare i colleghi da soli. Veramente questo ti fa onore e quindi è giusto che si sappia, perché in tanti magari approfittando del permesso sindacale, lui no. Io ho detto assolutamente Antonio, voglio andare al lavoro, quando finisco il lavoro intervengo in radio come però assolutamente mi va di lasciare i colleghi da soli e questo ti fa veramente onore, Fede, ci tenevo a dirtelo ed è quello che penso realmente. Bentornato. Grazie. Fede, prima parlavamo un po' in generale, no, di tutta questa gente che oggi parla del carcere, parliamo di quelli, la gente appartenente più a sinistra, dove si parla di indulto, amnistie, liberazioni anticipate e altro. Non hanno capito che così facendo stanno buttando veramente tantissima benzina sul fuoco e negli istituti sta accadendo un po' quello che mi auguro di no. Però
un qualcosa rispetto a quello che è accaduto nel 2020. Stanno in tanti istituti c'è un po' di maretta, perché ovviamente i detenuti si sentono come posso dire, aiutami a trovare il termine, si sentono fomentati, appoggiati, e quindi si stanno verificando in tanti istituti tante piccole proteste e manifestazioni, e non va bene, perché a pagare dazio poi sono gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, la polizia penitenziaria, ma tutte le altre figure che comunque nel quotidiano esercitano il proprio servizio all'interno degli istituti. Quindi io direi a questi signori di sinistra: basta, smettetela, a noi non interessa che voi parliate di carcere, parlate di altro, ma non parlate di carcere, indulto, amnistia, liberazione anticipata, perché così facendo fomentate la popolazione detenuta, e a pagare dazio sono gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari nel quotidiano, e con non pochi sacrifici riescono comunque a mantenere l'ordine e la sicurezza. Sbaglio, Fede? Sì, no, mi fa specie, lo sai, perché io mi ricordo un po' la genesi di questa trasmissione. Ti ricordi che eravamo tra i primi a parlare di carceri in radio, Certo. quando non se ne parlava, era quasi vietato parlarne. Certo. E invece ora tutti si riempono la bocca, si sono svegliati tutti, i sindacatoni confederali, Certo. l'attenzione di onorevoli, dei media, dei giornaloni. Prima era tutto a posto, siamo stati per 20 anni che era tutto regolare, tutto tranquillo, non succedeva nulla. E infatti bene, adesso noi. all'improvviso quella parte di sinistra ha iniziato a parlare, a interessarsi del mondo carcere, perché dobbiamo dare atto che comunque l'unico partito, e non lo dico per senso di appartenenza, però ci sono le foto, video, interviste che lo dimostrano, l'unico partito che realmente è stato vicino al corpo di polizia penitenziaria, è vicino da anni, è la Lega, col oggi ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vice premier Matteo Salvini, e tutti i parlamentari che da anni comunque seguono in prima persona le vicende legate al mondo carcere, ma soprattutto alla polizia penitenziaria. Quindi bisogna essere onesti. Invece oggi senti interviste di tutti i politici, io parlo sempre della sinistra, dove chiedono indulto, amnistia, poverini e detenuti, poverini qua, poverini là. Però io voglio ricordare a questi signori che fuori c'è gente che ha subito dei gravi danni, c'è gente che non ha, come ho detto prima, non ha più figli, padri, genitori morti per omicidio riguardante la malavita, o per droga, riguardante gli spacciatori di droga. Quindi siamo zitti, non abbiamo bisogno di voi. Fede, abbiamo un ospite, il senatore della Lega Manfredi Potenti. Ciao Manfredi, come stai? Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Molto bene, vi ringrazio. Oggi volevamo parlare della situazione della Toscana e di Sollicciano, no Manfredi, dove ci sono dei piccoli problemi. So che tu sei stato lì. Allora, dovevo esserci oggi, ma per un impegno del direttore, non la chiamo direttrice, se no insomma mi metterei. Allora, dovevamo vederci questo pomeriggio e purtroppo per impegni non sono potuto andare sul posto. Avrei voluto portarle la mia solidarietà per l'ultima situazione anche un po' imbarazzante che ha subito la direzione del carcere di Sollicciano, cioè una sanzione che è stata comminata da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in ragione delle risultanze delle ultime 2 ispezioni che sono state fatte nei mesi di maggio e di giugno, e che avrebbero in qualche modo acclarato delle gravi mancanze all'interno delle attività manutentive. In realtà diciamo il problema parte molto da lontano e riguarda il fatto di avere in utilizzo ancora oggi una struttura che nasce in un periodo storico ben diverso dall'attuale, con una serie di requisiti strutturali che sono del tutto inidonei e superati allo stato odierno, uno stato manutentivo che è tipico di tutti gli edifici costruiti fra gli anni 70-80, quindi abbiamo rilevato anche nel corso proprio ieri di una assemblea molto partecipata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, a cui ha partecipato la nostra responsabile di zona del Dipartimento Giustizia della Lega, Cecilia Cappelletti, che appunto mi ha riferito il contenuto di questo incontro che c'è stato proprio sul tema delle carceri, e devo dire che
su tutte queste problematiche la soluzione che noi abbiamo dato con il recente emendamento del governo sul decreto carceri che avevamo appunto in Commissione Giustizia questa settimana, relativo alla istituzione di un commissario straordinario per le opere edilizie, sia quanto di più atteso che poteva esserci sul fronte appunto dell'edilizia carceraria. Si tratta di uno strumento, cioè una persona fisica che andrà quindi a ricoprire l'incarico di commissario straordinario, al quale saranno rimessi tutti quei compiti di gestione e naturalmente con tutte le deroghe che ci saranno in merito alle normative e alle necessità organizzative per mettere sul campo gli oltre 160 milioni che grazie a Matteo Salvini sono stati sbloccati sul fronte dell'edilizia carceraria. Questo credo sia una delle prime volte che nella storia recente del sistema carcerario italiano, ma penso non ci siano esempi prima d'ora, si sia arrivati appunto addirittura ad una azione così energica che corrisponde evidentemente a una situazione che non neghiamo deriva dal passato, altrettanto allarmante anche per il numero dei detenuti che in questo momento affollano le nostre carceri e su cui noi ci stiamo impegnando non tanto per fare come vorrebbe la sinistra, cioè introdurre delle norme che agevolino il deflusso all'esterno di questi detenuti, ma per risolvere un problema strutturale che è quello dei posti detentivi, quindi delle capienze delle nostre strutture carcerarie. Assolutamente, mi trovi d'accordo. Fede, vuoi fare una domanda a Manfredi? Sì, no, ho ascoltato con molta attenzione. In effetti io condivido la linea, anche perché sicuramente tutti sanno a forza di fare svuota carceri che non servono a nulla perché danno un momento di sollievo e poi la situazione torna peggio dell'attuale, esatto. Di prima. Soprattutto si è dato un'immagine di un paese dove l'impunità, dove l'impunità dove la fai franca, quindi siamo diventati una calamita, siamo diventati attrattivi in una comunità europea senza frontiere, senza libera circolazione di merci e di persone e anche di criminali, di sostanze, di armi, sapete che gira di tutto, siamo diventati attrattivi per i criminali perché sanno benissimo che grazie a una serie interminabile di svuota carceri in Italia fa qualcosa, la passi sicuramente franca, tanto devono fare l'ennesimo svuota carceri, quindi si dà un segnale chiaro. La situazione va risolta in una maniera per tutte in modo strutturale, come farebbe qualsiasi altro paese serio d'Europa e oserei dire del mondo. Quindi io condivido, mi auguro solamente che a differenza di altri commissari per i piani carceri come di berlusconiana memoria, questo giro il commissario agisca bene, non ci siano problemi, perché purtroppo in passato qualche problemino c'è stato. Se posso dare un consiglio, non lo mettete al DAP, ecco, fatelo richiedere presso il Ministero delle Infrastrutture, perché in passato ha portato male la sede del commissario. È solo una questione di scaramanzia. Dell'amministrazione penitenziaria. Solo una questione di scaramanzia, no Fede? Sì. Niente, ricordo che abbiamo in diretta con noi il senatore della Lega Manfredi Potenti. Manfredi, volevo parlare anche, non so se mi hai ascoltato prima quando dicevo che stanno fomentando, no, la popolazione detenuta. Io volevo ricordare che a Sollicciano qualche giorno fa, e se non ricordo male il 4 luglio, c'è stata una rivolta da parte della popolazione detenuta. Dopo il suicidio di un giovane straniero che appunto ventenne addirittura, questo chiaramente è un fatto di cui non possiamo assolutamente trascurare la gravità, perché in fin dei conti anche quello carcerario è un servizio che lo Stato eroga ai cittadini meno disciplinati, ma comunque anche a quelli va garantito nel momento dell'esecuzione della pena il massimo della attenzione, perché comunque si parla di persone che, benché in una situazione, soprattutto perché in una situazione di privazione della libertà, devono comunque vedersi garantire un ambiente carcerario che sia in grado di esplicare quelle che sono le finalità socio-rieducative della pena. Quindi nel momento in cui noi abiuriamo ad un ambiente che sia idoneo
a rieducare, perché al di là di quelle poi potranno essere le posizioni personali di ciascuno, la Costituzione ci impone di rimettere fuori dal carcere persone che non siano, diciamo, nuovamente dedite alla delinquenza. E abbiamo la necessità di sfruttare questo tempo di detenzione per cercare di in qualche modo resettare quelli che sono atteggiamenti, chiamiamoli di reità, che il soggetto condannato, io mi riferisco ovviamente a quelli in via definitiva, poi ci sono anche i cautelari, lì si dovrebbe aprire un altro discorso, ma sui condannati in via definitiva noi abbiamo, diciamo, l'esigenza che non solo vi sia il, diciamo, tentativo e la possibilità di risarcire la comunità o il danneggiato di quello che è stato il, diciamo, danno prodotto dal comportamento, e qui dovremmo svolgere, ecco, un ragionamento sul lavoro carcerario che deve essere finalizzato ovviamente anche all'ottenimento di quelle che possono essere delle risorse per vedere anche risarcito il danno, ma dall'altra anche questa funzione, chiamiamola socio-rieducativa, in cui l'ambiente nel quale si svolge la detenzione è chiaramente un aspetto fondamentale. Io in Toscana posso annoverare uno dei luoghi, chiamiamoli, che detentivamente parlando si possono ritenere forse fra i migliori per modello e tipologia, ecco, di attività lavorativa che si svolge, che è la sezione distaccata del Tribunale di Livorno presso l'isola di Gorgona, dove c'è una colonia penale agricola, dove i detenuti sono sostanzialmente liberi di girare all'interno della struttura, che è un'isola appunto che è stata assegnata al Ministero della Giustizia per lo svolgimento appunto dell'attività detentiva. Lì si lavora nelle vigne, si lavora, diciamo, nell'allevamento, si lavora nell'attività casearia, e naturalmente il beneficio che può avere un detenuto dallo svolgimento e dall'apprendimento di attività per le quali poi una volta fuori abbiamo quotidianamente il problema di trovare manovalanza per portare avanti determinate attività alle quali insomma non si vogliono più dedicare molti giovani, secondo me è molto più utile che non tenere la gente a non far nulla dentro una struttura come Sollicciano, che è purtroppo, lo dico, una maledizione da un punto di vista sociale, anche per le responsabilità, perché abbiamo visto il direttore del carcere ha avuto una sanzione amministrativa di 25.000 euro. Io spero, insomma, potrà essere in qualche modo rivista, ci possa essere, insomma, un'azione, ecco, di anche per vedere annullata, insomma, in autotutela questa sanzione, perché ecco, reputo veramente grave che poi lo Stato sia costretto, per problemi generati, insomma, da anni e anni di indifferenza, insomma, a dover anche reprimere e punire non tanto quelli che sono detti alla struttura, che sono lì a fare i detenuti, ma anche quelli che lavorano dentro e cercano di arrabattarsi come possono per mandare avanti qualcosa, insomma, di difficile da gestire. Ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Fede, invece sì, vai. No, vai, scusami, non fare la domanda. No, prima dicevamo, nella prima parte parlavamo della situazione calda che sta vivendo il nostro stivale relativa alla questione carceri, no? Perché stanno spuntando come i funghi le varie proteste e manifestazioni proprio grazie a questi soloni che nel quotidiano continuano a parlare in maniera sproporzionata e inesatta di quello che è il mondo carcere o altro. Tu in merito che idea hai? Beh, intanto bisogna dire che c'è anche questa, come si chiama, questa onda di nervosismo dovuta anche al fatto che in Parlamento c'è un provvedimento, il decreto carceri, no? Quindi qualcuno fomenta, soffre nelle ceneri, nei tizzoni ardenti, perché pensa che in questo modo può dare un potere contrattuale a chi è in carcere verso il Parlamento. Non è una cosa da paese civile, attenzione, cioè non può esistere che chi è in carcere pensi di ricattare chi è in Parlamento. Già l'abbiamo viste queste cose in passato e non sono accadute allora e non devono accadere oggi. E penso che la linea del governo da questo punto di vista sia chiara. Posso dire anche che non ho apprezzato quello che ha detto il Presidente della Repubblica, che insomma alla cerimonia del ventaglio, il giorno prima di andare in ferie, si è ricordato del problema delle carceri. Comunque lui è al vertice della magistratura, ricordo che il Presidente della Repubblica presiede il CSM, quindi è il capo della magistratura, e da anni Presidente della Repubblica, se non erro ben 10,
mi fa specie che il giorno prima di andare in ferie si ricordi che esiste il problema delle carceri. Vorrei sapere dove sta il Presidente della Repubblica gli altri 365 giorni di quest'anno, visto che è un anno bisesto. Ecco, ma mi ha fatto un po' specie, un po' fastidio questa cosa qua. Però giustamente è un vecchio democristiano e quindi sa dare benissimo una botte, come se un colpo alla botte e l'altro al cerchio, come si suol dire. No, ma più che altro il Questo periodo è penso che sia la situazione. sbagliatissimo. Tu mi insegni che il periodo è sbagliatissimo, quindi, perché ogni estate noi dobbiamo stare lì a combattere, perché ogni estate accadono casini. Manfredi, noi siamo più che certi, e tu ce lo confermi, che il governo non indietreggia di 1 millimetro rispetto alla questione relativa a indulti, amnistie o a liberazioni anticipate sotto forma di regalini. Sbaglio? No, qui assolutamente posso confermare, insomma, una linea certamente coerente del governo. Abbiamo avuto anche dei confronti con quella parte della maggioranza come Forza Italia che avrebbe voluto invece intaccare qualche elemento sul fronte ad esempio della liberazione anticipata, della possibilità di svolgimento di magari di attività di lavoro socialmente utile nell'ambito, insomma, del quadriennio nel quale, insomma, si può andare a svolgere, ecco, delle attività in qualche modo alternative alla detenzione. Abbiamo cercato di tenere il punto, ma per un semplice fatto, perché non è assolutamente, e lo si diceva poco fa, una buona azione quella di strumentalizzare delle situazioni di criticità per utilizzare delle norme che hanno uno scopo per risolvere problemi che hanno tutt'altra origine. Mi spiego meglio. Cioè, se noi andiamo a prendere ad esempio le condizioni per il calcolo della liberazione anticipata, 40 di sconto ogni mese, e andassimo in qualche modo, ecco, a agire su questa leva per in qualche modo incrementare gli sconti per risolvere il problema del sovraffollamento, genereremo 2 ordini di problemi. Il primo, quello di, come dicevate, insomma, un'aspettativa che poi determina da parte di qualcuno anche voglio dire l'opportunità di smuovere un po' di dibattito e creare anche, diciamo, situazioni non piacevoli all'interno delle strutture, dove sappiamo che quando appunto si tratta in Parlamento dell'argomento si iniziano a generare tante aspettative e non possiamo certamente in qualche modo giocare su questo tipo di sentimenti da parte di coloro che, ecco, sono in una situazione di privativa della libertà. Dall'altra è assolutamente veramente negletto e disdicevole il comportamento delle opposizioni e di coloro che in qualche modo accusano la maggioranza di non essere sensibile sul tema per il solo fatto di non agire su queste, chiamiamole, agevolazioni, su queste leve che potrebbero invece garantire uno sfoltimento dell'attuale numero delle persone detenute. Io reputo che sarebbe un gravissimo errore se ad ogni stornir di fronda e ad ogni, diciamo, livello, ecco, di detenuti che supera quello ragionevole, insomma, di una capienza media che sappiamo, insomma, essere superata già in questo momento, dovessimo ogni volta ricorrere all'estrema ratio di utilizzare, di scambiare il fine per i mezzi, cioè utilizzare delle norme che devono avere uno scopo socio-educativo per risolvere dei problemi strutturali. Noi abbiamo necessità di reperire semmai nuovi spazi detentivi, di sfruttare anche delle realtà che possono essere ab origine nate, insomma, per scopi come quello della difesa, come altre strutture con le quali stiamo in qualche modo cercando di risolvere il problema. Ad esempio, uno degli articoli del decreto che abbiamo in esame è quello di poter istituire un elenco di strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno dei requisiti specifici per accedere a misure penali di comunità, che magari non sono in possesso di un domicilio idoneo e che non hanno magari le condizioni socio-economiche per potersi trovare un alloggio. Quindi, ecco, quelle che sono delle misure per garantire l'esecuzione della pena e delle pene, mantenendo, ecco, un certo rigore su quella che poi è il tempo e la durata
della pena da scontare sono, ecco, secondo me, dei ragionamenti che possiamo fare. Quelli di coloro che dicono liberi tutti, no, mi sembra che lì si vada veramente in senso diametralmente opposto a quello della maggioranza, che la Lega invece ha inteso assolutamente tutelare e difendere. Certezza della pena, ovviamente nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Grazie mille Manfredi, grazie a voi davvero, grazie al a voi senatore davvero. Manfredi Un buon Potenti della pomeriggio. Lega, a presto e buon lavoro. Grazie. Fede, allora? Sì. No, ascolto con attenzione, è importante far capire a tutti che l'Italia è uno Stato di diritto. Tu sai benissimo che fino a qualche anno fa siamo stati l'Italia è stata protagonista di un'immigrazione da parte di persone insomma poco raccomandabili dalla Georgia, dal Cile e anche dall'Ucraina. Venivano qua perché sapevano benissimo che potevano fare quello che volevano e in poco tempo uscivano. Ora questo sembra essere molto calato, molto ridotto anche il numero, però insomma i guai in passato sono stati fatti. Se l'Italia è uno Stato di diritto, bisogna far capire che, come dicevano gli antichi romani, sine pena nulla lex, senza pena la legge non vale niente. Quindi è uno Stato di diritto, le leggi ci sono, vanno fatte rispettare, senza fare del male a nessuno. Qua nessuno è sadico, nessuno ce l'ha con nessuno, però bisogna far capire a tutti i cittadini onesti e non che se una persona sbaglia è giusto che paghi per la garanzia sua, ma soprattutto delle persone oneste a posto, che se si vedono rubate, aggredite o comunque fatte male, devono avere la sicurezza che siamo in un paese dove la giustizia funziona, altrimenti la gente si fa giustizia da sé, come è già capitato in molti quartieri popolari e periferici di questa nazione. Attenzione, o lo Stato dà una risposta o poi la gente si fa giustizia da sola, e questa non deve essere la risposta. Quindi benissimo fa questa maggioranza ad andare avanti. È giusto aiutare chi sbaglia, dando mezzi, spazi, strutture per recuperare, assolutamente, però va fatto capire a tutta la popolazione che la legge e lo Stato esistono anche per questo. È la base dello Stato, altrimenti non ha senso il patto sociale che costituisce lo Stato, e allora succedono altre cose che questo paese ha già conosciuto purtroppo in passato. Assolutamente sì, Fede. Prima Federico, nella prima parte facevamo anche anzi oggi però non ti ho chiamato col tuo vero nome, sparacazzate. La prima parte facevamo riferimento anche ai numeri, no? Rispetto al corpo di polizia penitenziaria, ovviamente. Volevo dare alcune informazioni perché in tanti ci seguono. Noi facciamo questa trasmissione da anni, siamo stati i primi a parlare, come dicevi tu prima, di polizia penitenziaria, di mondo carcere, quando spesso gli altri si giravano dall'altra parte, e questo per noi deve essere un orgoglio, no Fede? Siamo abbastanza seguiti, la gente ci ascolta, per noi è una bella soddisfazione. Perché? Perché diamo delle informazioni a 360 gradi, e quindi volevo dare dei numeri rispetto alle nuove assunzioni, all'immissione in servizio dei nuovi poliziotti, perché me l'hanno chiesto in tanti. Allora, da qualche giorno è partito il 184esimo corso con 1400 unità a settembre, e inizierà il concorso per l'assunzione di 2568 unità, quasi sicuramente elevato a 2008,68, e poi c'è in ballo l'assunzione straordinaria prevista nel DL Nordio di ulteriori 1000 unità. C'è in atto il corso di commissari, il corso da ispettori, un concorso da sovrintendenti, e a breve dovrebbe uscire un altro concorso da commissario. Quindi i numeri sono alti, le cose si stanno facendo, però c'è anche da dire un'altra cosa ai noi, che come diciamo noi spesso, Fede, no? Negli ultimi 11 anni siamo stati letteralmente abbandonati, e anche se i numeri sono alti, anche se entro il primo semestre del 2026, come abbiamo sempre detto, e il 2025, come abbiamo sempre detto, ci sarà l'immissione in servizio di circa 10.000 unità, numeri mostruosi rispetto a quello che eravamo abituati, e bisogna comunque tener conto che migliaia di poliziotti penitenziari andranno in pensione, e quindi siamo punto e a capo. Sbaglio? Sì, assolutamente.
C'è però un grande rinnovo che non si vedeva davvero da 30 anni quasi, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno. Certo che sì, c'è un piano di assunzioni che non si vedeva da un sacco di tempo, ed è giusto anche dare linfa nuova a un'amministrazione che stava invecchiando, eppure male, visto le difficoltà. Mi auguro che questa linfa arrivi in tutte le parti della nazione, compreso nel sud, dove insomma si sente di più l'anzianità del servizio e si paga di più. Guarda Fede, con l'immissione in servizio del 1.400 e di circa 3.000 che faranno il concorso a settembre, ci sarà anche un grandissimo piano di mobilità, quindi tantissime persone possono raggiungere i propri luoghi di origine e quindi anche il sud può vedere arrivare personale giovane rispetto alla situazione attuale. Quindi dai, qualcosa si è mosso, si sta muovendo e sono certo che ce ne saranno altre di belle novità. Fede, il regista mi dice che dobbiamo chiudere, che è finita, come al solito vola a quest'ora. È stata una bella trasmissione, abbiamo avuto con noi il senatore della Lega Stefano Borghesi, senatore della Lega Manfredi Potenti, il nostro Mimmo che ci ha dovuto lasciare per impegni familiari, e poi con noi abbiamo il co-conduttore, il grande Federico Carbonara. Ci sentiamo venerdì, Federico. Prossimo. Ci sentiamo venerdì, Nico. Prossimo. Buon weekend a te, buon weekend a tutti i radioascoltatori, a tutti coloro che ci seguono. Viva sempre la Polizia Penitenziaria, viva il SINAP. Buona serata a tutti. Avete ascoltato Spazio Più. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù, hai ragione tu. Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle.